in diretta dalla sede di FISE Veneto a Padova. Ricordiamo che si trova nelle adiacenze dello stadio Euganeo, lo stadio meno sexy d'Italia perché non ha le curve, non so se lei lo sa, con Umberto Martuscelli, e io con lui vorrei parlare, con questa firma storica del giornalismo sportivo nel mondo dell'equitazione, di questo ciclo di incontri che stai facendo, posso andarci il tuo, qui proprio con la folla già che ti aspetta. Sì, sono 3 incontri la cui nascita e l'organizzazione è dovuta all'iniziativa del Comitato Regionale Veneto, la sua presidente Clara Campesi in particolare. Scusa, interrompo, perché io voglio sottolineare per l'ennesima volta come questa sia una federazione. Io in ambito sportivo non ne conosco altre, pur avendo fatto dirigenza sportivo, che si occupi così tanto di cose che non sono strettamente allenamenti, atleti, gare, medaglie. Sì, nel caso specifico del nostro sport c'è tutta una massa enorme di cultura, di storia, di tradizione. Lo sport equestre nasce dalla vita militare, la vita militare ha fatto la storia. Mio padre ha fatto la guerra a cavallo. Ecco, esatto, quindi così è. E i 3 incontri sono in qualche modo collegati, però possono anche essere frequentati a prescindere l'uno dall'altro. Sono 3 temi, grandi macro temi. Uno ce lo sono già toccato, che era il primo. Sì, il primo era quello in cui si parlava non tanto della nascita dell'equitazione caprilliana, perché questo ormai è un tema largamente dibattuto e credo anche, spero, assimilato, quanto piuttosto il passaggio dall'equitazione di scuola all'equitazione di campagna, quindi fondamentalmente la nascita dello sport equestre, con tutte le connessioni che questo ha determinato. Il secondo incontro, che è quello di quest'oggi, invece analizzerà gli eventi e la storia delle persone, dei personaggi, negli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale, quelli durante la Seconda Guerra Mondiale e quelli successivi, perché in realtà c'è una concatenazione diretta tra quello che è accaduto in quel periodo storico e quello che noi viviamo oggi, anche se probabilmente i protagonisti di oggi non ne hanno una percezione netta, perché quello è un passato che comunque ha il sapore di una cosa lontana e forse quasi perduta. In realtà è la radice di ciò che noi oggi siamo. Quindi parlare, raccontare, spiegare qual è l'interconnessione tra le 2 realtà, quella vissuta allora e quella vissuta oggi, ci farà capire delle cose che... Terzo appuntamento, quando sarà e di cosa? Quando sarà dipende dal comitato, nel senso che... Data da destinarsi. Data da destinarsi, io sono disponibilissimo in qualunque momento, il comitato lo deciderà. Sarà comunque in febbraio. Domani mattina niente. Sarà invece un incontro in cui si parlerà della storia dei campionati internazionali, quindi Olimpiadi, Campionato del Mondo, Campionato d'Europa, Coppa del Mondo, e poi una buono seconda per quelli parte... come me che sono cresciuti, quelli di Inzè, Mancinelli, Esattamente, e poi un approfondimento sulla realtà del salto ostacoli internazionale in questo momento, ma una realtà diciamo proprio relativa a come è organizzato lo sport oggi, perché è importante capirlo, altrimenti non si riesce a seguire gli eventi. Ci fanno fretta da fuori perché lo aspettano. Io chiedo sempre di sentire chi è la voce. La voce narrante, che oggi è quella di Nicoletta. Buongiorno a tutti. Grazie Nico, grazie a voi per essere qui. Grazie a quanti di voi hanno proprio condiviso il video di Nicoletta, e anche quelli che l'hanno guardato, siamo intorno alle 2000 persone e una cinquantina di condivisioni. Ripeto il concetto che condividere questi video è l'unico modo che abbiamo di poter far conoscere queste cose, questo sport, tutto quello che c'è attorno, come appunto raccontava anche Martuscelli, a chi tra i vostri amici magari di queste cose non sa nulla. Quindi grazie per un like, ma grazie molto di più per una cliccata sulla voce condividi. Al prossimo video, grazie, arrivederci. Grazie.